Leggo in positivo le parole del Presidente del Consiglio Gentiloni. Non mancheremo di fare la nostra proposta nell'alveo della Costituzione. Il governatore del Veneto Luca Zaia accoglie con soddisfazione l'apertura del Premier Gentiloni oggi in Veneto a proposito della trattativa per l'autonomia dopo il risultato del referendum. Già domani sarà in Consiglio regionale, ha spiegato poi Zaia, per illustrare l'esito del referendum di domenica e presentare il disegno di legge che definisce le 23 materie in cui si sostanzia l'autonomia. Aggiungeremo la richiesta dello statuto speciale, che non è una provocazione ma una rivendicazione dei veneti ormai da tempo e che ogni regione è autorizzata a chiedere attraverso un DDL di modifica costituzionale. Quello che ora preme di più è la tempistica per la realizzazione del progetto di autonomia. Entro un mese saremo pronti ad aprire la trattativa con il governo sull'autonomia e le maggiori competenze, ha spiegato il governatore. Tempi dunque che il Presidente del Veneto auspica brevi, come aveva detto ieri nel corso della trasmissione 20 e 10. Penso che il governo, con i dovuti confronti, le dovute riflessioni, potrà firmare l'intesa con il Veneto e dire: noi andiamo a votare, ma prima ci siamo tolti come si può dire, l'impegno con i cittadini del Veneto e quindi firmiamo l'intesa. E di tempistica ha parlato anche il sottosegretario agli affari regionali Gian Claudio Bressa. Il problema dei tempi non è nostro, noi siamo pronti a trattare anche da domani. Dobbiamo avere una legge approvata o deliberata dalla regione, la Lombardia e il Veneto non l'hanno. Nel momento in cui lo fanno siamo disponibili da subito. Dipende poi dalle proposte che faranno loro, ha sottolineato Bressa. E sono proprio le richieste avanzate dal governatore Zaia all'indomani del referendum, in primis l'inserimento del Veneto tra le regioni a statuto speciale, a non piacere a Roma. Il Veneto ha la possibilità di chiedere questa particolare autonomia, ma deve chiederla in maniera seria. Fintanto che continua a dire che le materie sono tutte 23 e che chiede i 9 decimi di quello che viene prodotto fiscalmente sul territorio del Veneto, sa di non poterlo ottenere.